da ieri sera e nelle serate a venire si può ammirare questo bel presepe in stile siciliano qua a Barcellona Pozzo di Gotto. Quindi è già la prima giornata nel giorno di Natale, è uno dei pochi presepi che si tiene nel giorno di Natale. Sì, il giorno di Natale, poi il giorno di Santo Stefano, domenica 28 e poi l'1, il 4 e il 6 gennaio, dalle 18 alle 21. Ingresso libero per tutti. Sì, ingresso libero e come dicevamo l'altro giorno con ampia possibilità di parcheggio che c'è il Piazza Mercato tutta a disposizione nostra. Qui ci troviamo nel quartiere di Sant'Andrea di Barcellona Pozzo di Gotto. Sì, quartiere di Sant'Andrea e questo presepe è organizzato da tutti diciamo volontari della parrocchia. È un presepe voluto da noi parrocchiani. Sappiamo che vengono tantissime persone da tutto l'Interland, anche da molto lontano. Sì, infatti già ieri sera abbiamo avuto quasi 3.000 presenze. Un grande risultato per la prima giornata. C'è tanto lavoro dietro, ma poi appunto i numeri regalano le soddisfazioni. Sì, poi alla fine la stanchezza accumulata poi ce la dimentichiamo perché proprio le persone guardando, ammirando, ma anche già vedere le loro reazioni, poi ci dimentichiamo tutto il lavoro dietro e questa è una cosa positiva. Tra poco andremo a visitare il palmento, è un vero e proprio palmento che viene fatto rivivere proprio in occasione del presepe vivente. Sì, è un palmento che fino agli anni 70 veniva utilizzato regolarmente per la pigiatura delle uova, perché in questa zona c'erano molti vigneti e questo era uno dei vari palmenti della zona. Abbiamo anche delle aree dove possiamo gustare alcuni prodotti autentici, ricette originali. Sì, c'è il forno dove viene degustato il pane appena sfornato, poi l'angolo degustazione dove variano di sera e sera. Questa sera, ad esempio, faranno le spince con la ricotta, pane fritto col vino, tutte piccole degustazioni che oggi non si fanno più. Già il solo fatto il pane fritto col vino, perché veniva usato il pane duro e tagliato a fette immerso nel vino e poi fritto. Queste cose sono ormai quasi scomparse. E poi il pane con la marmellata, fatta direttamente qua al presepe, marmellata con le mele e tante altre cosette che si possono direttamente vedere. Ci sarà quindi il forno a legna? Sì, il forno a legna. Ancora c'è il pane, se andiamo si vedrà appena sfornato. Intanto qui ci troviamo nell'area dedicata alla figura del pescatore, un mestiere antico che rischia di scomparire, che voi avete inserito in questo presepe con una barca vera. Sì, una barca che 2 anni fa ce l'hanno concessa e l'abbiamo portata come reperto museale. Ormai qua abbiamo molte cose che fanno parte di questo museo, perché alla fine è un museo vero. La scena della Natività si svolge in un luogo sempre all'interno di questa masseria dove la Madonna sta nel carretto siciliano. Questo è lo stile che voi state portando avanti. Sì, noi dal primo anno sempre abbiamo mantenuto questo stile siciliano, infatti quella è una vera stalla e abbiamo messo questo carretto per dare una originalità alla scena. Un plauso va ai tanti figuranti che in queste giornate stanno dando il proprio contributo. Sì, e questo è anche grazie a loro, perché noi facciamo la nostra parte di lavoro, però senza figuranti tutto questo non si potrebbe realizzare. E anche va un ringraziamento a tutte queste persone che ogni sera si impegnano a mantenere in vita queste scene. Vediamo che ci sono anche le musiche, c'è il nostro folklore, quindi non manca proprio nulla a rendere speciale queste giornate del presepe. Sì, tutto questo anche grazie al maestro Benevento e a tutti, anche io faccio parte di un musicante della scuola del maestro Benevento, a tutti questi amici, compagni che è piaciuto l'armonia e lo stile del nostro presepe.
E siamo ritornati a Barcellona Pozzo di Gotto, nel quartiere Sant'Andrea, perché oggi vi raccontiamo il presepe vivente in stile siciliano. Siamo stati qua nei giorni scorsi per vedere da vicino la preparazione, oggi siamo nel vivo di questo presepe, siamo in compagnia di uno degli organizzatori. Sì, sono Enzo Conti, uno degli organizzatori di questo presepe vivente. Questo presepe è nato nel 2012 nel vecchio cortile della chiesa vecchia di Sant'Andrea, grazie anche alla conferma di Padre Pietro, che ha avuto fiducia in noi giovani della parrocchia, dove abbiamo realizzato comunque una piccola natività con 40 figuranti. Erano solo 7 capanne e poi da lì l'anno successivo abbiamo deciso di spostarci sempre nel quartiere di Sant'Andrea, in una zona nel borgo antico di Sant'Andrea, dove appunto lì, con l'aiuto di tanti volontari più adulti, perché noi giovani non avevamo le forze, soprattutto le competenze nel realizzare anche strutture più maestose, e quindi abbiamo cercato l'aiuto anche ai signori volontari, chi muratore, chi fabbro, a dare una mano nella costruzione appunto delle nuove capanne. Avete realizzato diverse scene, diverse ambientazioni. Qui ci troviamo proprio nella parte dell'ingresso dove vediamo anche il pescatore. Sì, questa è una scena che dà subito all'occhio entrando in questa piazza grande dove c'è questo lago con il pescatore sulla barca tradizionale, appunto una barca antica, per far vedere già il primo mestiere di una volta, quello della pesca. Cosa troviamo pian piano percorrendo i sentieri appunto del presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto? Sì, troviamo tutti gli antichi mestieri, o la maggior parte degli antichi mestieri di una volta, quelli siciliani, dove c'è il fabbro, detto ufraru, poi troviamo il contadino che ha i vari animali, le galline, le oche, le anatre, poi abbiamo il sapone, la ceramica, il forno a legna, quindi come si faceva una volta il pane nel forno a legna. Poi abbiamo la pasta fresca, quindi come facevano i maccheroni in casa le signore di una volta. Poi abbiamo il palmento, che è la cosa più caratteristica che c'è in questo borgo, in questa masseria, dove appunto possiamo vedere, cogliere la pigiatura come facevano una volta, quindi pestando l'uva, poi veniva travasata con le otre e dalle otre poi veniva messa nelle botti. C'è anche un torchio antico dove veniva usato a mano, quindi per spremere, diciamo, l'uva, che potete vedere più tardi. Tra poco racconteremo quindi nel dettaglio il presepe vivente di Sant'Andrea, però diciamo che un plauso va ai tanti volontari che hanno collaborato giorni e giorni per rendere possibile tutto ciò. Sì, sono tanti volontari, appunto, come dicevo. Quando eravamo noi giovani, nel 2012 eravamo pochi ragazzi, poi con l'aiuto di volontari adulti ci siamo ingranditi, tant'è che dal borgo di Sant'Andrea ci siamo spostati qui in questa masseria di proprietà del duca Aurelio, che ringraziamo perché ci ha messo a disposizione questa. Diciamo che era un rudere, qui era un vasto terreno con tanto rudere che abbiamo messo a dimora, tutti noi giovani, con l'aiuto di tanti volontari. Grazie a questi volontari oggi siamo qui e abbiamo potuto fare questo presepe. Padre Pietro, qui siamo nella scena che regala più emozioni, siamo nella Natività. Sì, è la scena, diciamo, centrale del presepe vivente Sant'Andrea, anche perché tutte le varie botteghe che avete visitato conducono alla grotta dove nasce il Figlio di Dio, il bambino Gesù. Possiamo dire che tutta l'esperienza che stiamo vivendo si può riassumere in una parola, la parola amore, l'amore di Dio per noi che ci cambia, che ci trasforma. Io solitamente quando visito un presepe cerco di fare un distinguo guardando i vari pastori e vedo che ci sono pastori di movimento, li definisco così perché si mettono in cammino verso la grotta, verso il Figlio di Dio. Possiamo dire che si lasciano coinvolgere dal grande mistero. Invece ci sono pastori intenti alle loro occupazioni, quindi che non si lasciano coinvolgere. E possiamo dire che il grande male di questo nostro tempo purtroppo è l'indifferenza.
Approfitto anche di questo momento, visto che ho il microfono, per dire qualche grazie. Grazie non soltanto ai figuranti, ma anche a tutti i giovani e meno giovani che si sono impegnati per realizzare ancora una volta, quindi anche quest'anno, il presepe vivente. Devo dire che quando mi hanno fatto la proposta io ho dato loro fiducia e oggi siamo arrivati alla 11ª edizione. Il presepe ha proprio questa caratteristica, lo stile siciliano, perché attraverso la nostra identità di popolo siciliano vogliamo annunciare il Vangelo e vogliamo annunciare il mistero di Dio fatto uomo, anche perché il Signore è entrato nel tempo, nella storia, e con la nostra sicilianità vogliamo annunciare proprio questa verità, Dio che si incarna anche nella nostra cultura. Vediamo che c'è un bambinello reale. Sì, la cosa bella è anche questo. E mi viene in mente quando San Francesco d'Assisi fece il primo presepe, eppure lui collocò nella mangiatoia un bambinello vero e mentre lo osservava il bambino si addormentò. Uno dei fraticelli fece notare a San Francesco: guarda, il bambino Gesù si è addormentato. E lui rispose così: è vero, si è addormentato perché vuole essere svegliato nel nostro cuore. L'invito è quello di venire a visitare questo presepe che proseguirà ancora nei prossimi giorni. È un'occasione per anche dare il giusto merito ai tanti volontari che hanno lavorato giorni e giorni, quindi un plauso va a tutti loro. Sì, il mio ringraziamento a tutti i miei collaboratori, giovani e meno giovani, e come diceva lei, venite a visitare il nostro presepe per fare una esperienza del mistero del Natale, perché alla fine non si tratta soltanto di vedere gli antichi mestieri, anche il passato ha la sua importanza, perché un popolo senza radici è come l'albero che non ha più le sue radici, ma attraverso gli antichi mestieri e tutto quello che avrete modo di visitare, vogliamo condurre il visitatore a riflettere sul mistero del Natale. Anzi, noi per primi vogliamo riflettere su questo grande mistero e poi nello stesso tempo invitare tutti gli altri a riflettere sul mistero di Dio che si è fatto uomo, che ci ha amati sino alla fine. Penso che contemplando il bambino Gesù possiamo apprendere la lezione dell'umiltà. Il parroco Pietro Benenati, la comunità parrocchiale di Sant'Andrea, il proprietario della masseria Aurelio Duca, la scuola di fisarmonica del maestro Pippo Benevento, il gruppo Sona Sicilia, il gruppo Serenata Band, gli amici di Salice, gli amici di Montagna Reale, gli organizzatori, i volontari e tutti i figuranti danno il benvenuto a tutti i visitatori e sono lieti di presentarvi l'11ª edizione del Presepe Vivente Sant'Andrea. Buona visione! Ed il grande applauso e tra poco il bagno di emozioni. Per entrare in questa magia, nel fascino del presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto. Il presepe prende il via. Cosa si trova in questo momento? È bellissima, bella emozione.
qui ci troviamo con il padrone di casa che ha un ruolo oggi particolare all'interno di questo presepe vivente. Qual è il suo ruolo? Allora, il mio ruolo è, essendo il padrone di casa, accolgo le persone che vengono a visitare il presepio. Faccio tipo da cicerone, cioè accolgo le persone e soprattutto spiego loro la bellezza del presepio, i vari mestieri, le varie cose, e in questo periodo di Natale faccio soprattutto a loro gli auguri di un buon Natale. Questo è un po' questa è la mia stanza, diciamo, che sono in compagnia dei miei campieri. Conosciamo i loro nomi. Benedetto. Salvatore. Perché una volta il padrone, per gestire la masseria, aveva bisogno dei campieri che segnavano su dei fogli i conti e i conteggi delle vendite dei vari prodotti della campagna. Avevano un ruolo fondamentale. Avevano un ruolo molto fondamentale, perché i campieri erano, come si dice, i guardiani del padrone, ecco. Affinché nessuna cosa andasse perduta, ci pensavano loro, sia con le scritte sui quaderni, sia anche dando dei consigli agli altri operai che lavoravano nella masseria. Questa masseria è la messa a disposizione per gli organizzatori del presepe, soddisfatti del risultato? Sì, questa masseria è stata messa proprio a disposizione degli operatori del presepe affinché fossero veramente soddisfatti. E poi volevo dire un'altra cosa, io non me ne sono mai pentito già da 4 anni di aver dato loro questa masseria, perché quando si fa una cosa per un'azione benefica bisogna essere sempre contenti e non pensare mai a ciò che avverrà. Questo perché? Perché il presepe è una cosa internazionale, soprattutto è una cosa bellissima che è molto rinomata qui a Barcellona, soprattutto il presepe di Sant'Andrea. È da 4 anni che abbiamo molte persone che vengono a visitarlo e rimangono veramente soddisfatti e contenti quando se ne vanno. E quindi io di questo non me ne pento completamente, anzi sono più che contento di aver dato loro questa mansione del presepe. Voi avete un ruolo fondamentale nel portare avanti l'azienda. Sì, noi siamo gli amministratori, diciamo così, di quelle che sono le attività che vengono svolte nelle campagne del padrone. Gestiamo le maestranze e versiamo loro soprattutto il corrispettivo per il lavoro prestato e prendiamo nota sui libri contabili di quelle che sono le entrate e le uscite. Così il padrone, diciamo così, riesce a gestire quelli che sono i possedimenti. Siete i camperi, come... Sì, siamo i camperi e appunto, come diceva Benedetto, controlliamo anche gli operai se lavorano bene, se sono presenti, se adempiono ai loro compiti con sufficienza, ecco, che riescano veramente a fare il lavoro e a produrre molto per i magazzini del nostro padrone, ecco, e riempire. Un ruolo di fiducia, un grande ruolo di fiducia. Un grande ruolo di fiducia perché il padrone spesso ci affida completamente quelle che sono le attività che vengono svolte nelle campagne. Parte sempre quando è caldo.
Buonasera. Buonasera. Cosa offrite? E noi offriamo aranciata fatta in casa, arance della nostra Sicilia e delle nostre zone. Cosa auguriamo a tutti i presenti? Tanta felicità e tanta salute. Buonasera. Prego. Che te lo voglio dire? Prego. Cosa si prova in questo viaggio? Cosa si prova? Bello, un'emozione. Bello. Poi per lui è la prima volta. Guarda che è più grande. Ritornerai. Si torna indietro nel tempo, vero? Ogni anno, infatti. Gianni sapeva già fare il pane. Io sapevo già fare. Allora, andavo da mia zia a fare il pane, me ne andavo con la carriola e me lo portavo a casa mia. Ma quanto erano belli e genuini quei tempi. Quei tempi, molto bello. Beh, noi ci mettiamo d'impegno per ritornare indietro nel tempo. Ma qui sentiamo il profumo del pane a caldo caldo uscito dal forno a legna. Certamente, signore, uscito dal forno a legna. Caldo, caldo, i signori lo tagliano e noi lo mettiamo qua. Viene poi condito. Condito con olio, origano e sale. E perché, per chi lo vuole il peperoncino. Qua abbiamo il peperoncino. Peperoncino, sì. Vediamo che tutti vengono e gustano il pane. Il pane, sì, in tanti. Anche perché c'è bella. avere il privilegio di gustare il pane cotto nel forno a legna non capita tutti i giorni. Non capita tutti i giorni assolutamente. È un lavoraccio che non fa più nessuno. Chi ha impastato il pane? Sempre io. Come si prepara? Come si prepara? Io mi faccio il lievito la sera prima, un bel panetto di lievito. Poi, Lievito madre, quindi. il lievito madre, poi qua metto tutta la farina nella madia. Che farina utilizza? Ne ho prese diversi tipi, l'integrale, un tipo di rimacinata sempre come grano duro, la manintoba, poi ce n'è un altro. Utilizza diversi tipi di farina, tutti insieme. Tutti insieme per far sì che il pane viene molto particolare, certamente. E poi si impasta? No, io prima di impastarlo che faccio? Metto tutta la farina, faccio un buchetto, mi sciolgo il lievito della sera prima e inizio a mantecare tutto il pane, tutta la farina, finché diventa, lo faccio un pochino più duro. Poi faccio le famose nimmi, diciamo noi, che mettiamo l'acqua sotto e lo lavoriamo con l'acqua e un goccino di sale, in modo che il pane, il sale lo prende col suo tempo. Lo impasto circa un 3/4 d'ora prima di essere a buon punto, perché poi mi deve fare le famose bolle, che noi diciamo le bolle. E siamo qua. Poi si mette a letto il A pane. letto, un bel paio d'ore a letto, a riposo, poi non lo so, 4 ore almeno, 5, però coperto, con le coperte sia sopra che sotto, perché se sotto non metto la coperta si prende di umido e
poi si appiccica anche sulla palla quando si inforna. Cioè tanti trucchi che impari strada facendo. Quando hai imparato? A che età? 8 anni. 8 anni. 8 anni sapeva già fare il pane. Io sapevo già fare. Allora, andavo da mia zia a fare il pane, me ne andavo con la carriola e me lo portavo a casa mia, che c'era un bel tratto di strada. 8 anni, è una vita. Però era bello, erano altri tempi. Non c'è più, non lo fa più nessuno così. Però, grazie al presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto, qui nel quartiere Sant'Andrea abbiamo la possibilità magari di fare un tuffo nel passato anche per qualche giorno. Ecco. Anche rinnovare una tradizione, sì, perché è bello che ci fosse qualcuno che vuole imparare, ma penso che è difficile, perché ci vogliono i polsi. È il modo anche di farlo. Diciamo il messaggio ai giovani, non dimentichiamo i nostri mestieri, i mestieri delle nostre mamme, dei nostri nonni. No, non dobbiamo dimenticare queste vecchie tradizioni, perché con i ricordi si va avanti anche con le tradizioni, senza non c'è praticamente lo spirito per farlo, perché la gioventù di ora no, non lo fa nessuno, è la verità. Devono essere proprio, come si dice, stimolati. Lei qual è il suo compito? Condire il pane, olio, origano e sale e tagliare. Magari gustare di tanto in tanto anche. Di tanto in tanto un pezzettino lo mettiamo in bocca per gustare un po'. Mentre lei ha il compito di prendersi cura del forno. Uscire il pane, portarlo sulla tavola, loro lo tagliano e lo condiscono. È faticoso preparare il forno? Non è che sia faticoso, è impegnativo. Poi con questa affluenza che c'è di persone, giustamente ci vuole. Lei lo accende spesso il forno a legna anche al di là del presepe? Anche a casa. Abbiamo il forno a legna e facciamo pure il pane, le focacce, no le pizze, le focacce. Ma come si capisce che il forno è a temperatura? Si deve prendere la mano uno, perché da noi c'è il cerchio, per esempio, quando è bianco fino a un quarto, fino a metà. Ci sono tanti trucchetti che uno deve capire da sé, non è che fai il forno a legna e poi lo puoi usare bene. Prima ci deve prendere la mano al forno, perché da forno a forno cambia, perché da un amico mio quando lo faccio lo devo fare in un'altra maniera. Noi ogni tanto qualcuno dice, ma io il forno non lo faccio. Vabbè, prepariamo e facciamo il pane. Il profumo finale poi è diverso rispetto al forno elettrico? Non ha, come si dice, non c'è paragone. E voi qual è il compito vostro? Il nostro è quello di condire con olio, sale e origano e poi metterlo qua dentro nel vassoio e darlo alle persone. Quindi chiunque viene qui al presepe può gustarlo? Sì, ed è fatto in casa il pane, fatto direttamente dalla signora. Da quanti anni partecipa al presepe vivente? Io è 4 anni che partecipo. Mettete da parte la famiglia in queste giornate? No, ci sono pure i miei familiari qua. Quindi tutti insieme? Tutti insieme, sì. Un momento diverso per trascorrere le festività? Sì, infatti, grazie al nostro prete e a Nino. Al mio tempo quelli che facevano queste cose si diceva che erano massacri. Quelli là non esce, questi sono questi che bruciano e si raccoglie nelle spugne e poi si soffia. La sera quando si finisce si bevono gli spugni e
Poi lo spirito sale a galla e la mulga resta sotto. Si lavorava anche di notte? Di notte, maggiormente, sempre di notte. Dalle 10 alle 9 a quando finito. Cosa facevano le donne e cosa facevano gli uomini? Le donne li lavavano la mattina, poi gli uomini andavano verso le 3, li lavavano nella tarde e li mettevano a asciugare. Questi sono sbieri, sono asciutti. E questo si usciva meglio, no? Cosa si faceva con lo spirito? Con lo spirito facevano assenza, dei profumi, dei dolori. Si usava per tante cose. Questa è acqua e caccia. Prego, Nella bottega del barbiere potete notare alcuni giornali di tanti anni fa, credo che siano del 1980-81, quegli anni là, anche il vecchio grammofano e poi altri strumenti che utilizzavano a quei tempi i barbieri. Io ricordo tra questi prodotti la brillantina Linetti, eccola là, che utilizzava anche mio nonno al profumo di lavanda. Come si chiamava quindi? Brillantina Linetti, come dicevo, la utilizzava anche mio nonno e rendeva i capelli lucidi, brillanti. E noi facciamo una domanda a tutti gli amici di Bella Sicilia: conoscevate questa brillantina? Lo chiediamo? Conoscete questo prodotto? Forse soltanto in pochissimi lo ricorderanno. Gli anziani penso di sì. Lo ricorderanno. Mio nonno la usava, quindi parecchie persone dell'età di mio nonno potrebbero conoscerla.
lire 500. C'è anche l'anno. (1984). Quest'altro del 1981, di 3 anni prima. Lire 400. Si stanno scaldando al fuoco. Questa è una vecchia conca che veniva accesa all'interno della casa per riscaldare l'ambiente. Anzi, si accendeva fuori e poi, una volta che era pronta, si portava all'interno dell'abitazione. E di letto. Prego, grazie. Come quella che c'è lì sul banco, i rasoi erano a mano libera, oggi c'è il rasoio con la lama. È bello prendere parte a questo presepe. Molto bello, io lo faccio da quando abbiamo iniziato, da 11 anni, ecco. Sono stato sempre partecipe, sia come figurante che nell'aiutare qui a sistemare tutto. I tagli erano semplici, non stravaganti come oggi. No, una volta c'erano semplici tagli. C'era il classico taglio all'Umberta, che era con la riga, ispirata a Re Umberto, si faceva la riga, si tagliavano i capelli, niente più, diciamo, quelli erano, se no fortissimi. Complimenti, grazie. Grazie. Stiamo per entrare nel palmento, seguitemi. Ed ora l'emozionante ingresso nel palmento. Torneremo indietro nel tempo, nella produzione dell'uva. L'anulare mascherone che c'è sopra quest'arco rappresenta il dio Bacco, era la divinità del vino. Amici di Bella Sicilia, stiamo per entrare nell'antico palmento che ha preso vita. Saranno delle forti emozioni. Quasi nessuno ricorderà tutto questo e noi vi renderemo consapevoli di una storia lontana che oggi ritorna.
operaio. Sono qua. Non mi mettete d'accordo per sapere. Una lira e mezza, dai. No, una lira e mezza no. C'hanno mallelene. Assai su. C'è coppa mallelene. Assai su. Vediamo se la Ma vedo. c'è coppa mallelene. 2 lire. Ma sapere. 2 lire. Ah, c'è su. Paga lui. C'è coppa mallelene. C'è coppa mallelene. Nel caso mai picciotto. Ci dà la mancia da rossa. C'è coppa mallelene. C'è coppa, picchi ferri arriva. C'è coppa? Stiamo su coppa mallelene tutte le stamone, Uno, due, Cosa ne pensate di questi momenti? Lasciatelo scritto nei commenti. Momenti che troviamo soltanto nei ricordi, forse di alcuni. Momenti nei sogni degli anziani che li hanno rivissuti. Momenti che si sono materializzati oggi davanti ai nostri occhi. Amici di Bella Sicilia, se il video fosse in bianco e nero, sembrerebbe davvero di essere immersi in oltre 70 anni fa, quando il vino si produceva nel palmento che oggi ha preso vita grazie al presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto. E guardate tutto questo, guardate come si produceva il vino e quanta felicità vi era. Cosa ne pensate di questi momenti? Lasciatelo scritto nei commenti. E si ballava, si produceva il vino tra canti, allegria e tanta emozione. Ed un grande brindisi in diretta su Bella Sicilia con questi grandi momenti della storia.
Cosa abbiamo qui? Bruschette con olio, sale, origano e della minestra scuata, come dicevo una volta, cioè affogata in pratica, fatto col vino, olio, aglio, capperi e olive salate, piccole, siciliane. La musica diciamo che non si perde mai, la musica vissuta nei tempi passati e ci riporta appunto, nel passato, le tarantelle, i vecchi canti, i popolari. Bastava poco, una fisarmonica, una chitarra. Una chitarra bastava poco, sì. Una fisarmonica, una chitarra, un tamburello per rallegrare il tutto, ecco. Si lavorava e ci si divertiva. Sì, si lavorava e ci si divertiva. Certo, dopo la fatica la musica era comunicazione e la musica era comunicazione, la musica unisce e non divide. Maestro, lei ha voluto partecipare anche quest'anno perché in passato è stato già presente. Sì, negli anni passati sono stato sempre presente e pure quest'anno, perché è una cosa che faccio con piacere, mi piace pure portare tutti i ragazzi e condividere con loro questo splendido momento. Ecco, Ci sono anche dei musicisti molto giovani. Sì, ci sono anche musicisti giovani, sì, anche ce ne sono pure 14 anni, 15 anni, 20 anni, tutte le età diciamo. Tu come ti chiami, quanti anni hai? Filippo, ho 14 anni. Ma da quanto tempo suoni la fisarmonica? 8 anni circa. Hai iniziato da piccolo? Sì, mi piaceva molto le tarantelle, queste canzoni qua, allora ho voluto iniziare questo bellissimo strumento. Tu invece come ti chiami, da quanto tempo suoni la fisarmonica? Giovanni, più o meno 12-13 anni che suono. E qui troviamo anche una donna con la fisarmonica, ma non è pesante? No, tutto sommato no, poi ci facciamo l'abitudine. Quando hai iniziato? Ho iniziato 13 anni fa e dentro al presepe ho iniziato proprio con loro il primo anno, quindi quest'anno è l'11° anno. Ogni anno è una festa, è un divertimento? Sì, con piacere si fa perché passi dei giorni spensierati e ti diverti. Migliaia di persone vengono a visitare questo luogo, naturalmente c'è tanta soddisfazione. Sì, c'è molta gratitudine da parte di tutte le persone che vengono a visitare. L'auspicio è che questo presepe possa continuare negli anni? Speriamo, con tanti anche ragazzi più piccoli che si impegnano insieme a tutti noi. E lei suona la chitarra? Io sono un vecchio veterano della musica siciliana, popolare, che è la tradizione della nostra Sicilia, che la portiamo in giro per tutta la Sicilia e fuori dalla Sicilia. E non potevate mancare al presepe vivente di Barcellona? È il secondo anno che io lo faccio qua e mi fa tanto piacere farlo. Tu sei giovanissimo ma suoni già la zampogna, quanti anni hai? Io ho 15 anni. Come ti chiami? Pasquale. Hai imparato a suonare la zampogna quando? Da 4 anni che suono questo strumento. Come mai hai deciso di suonare questo strumento così antico? Per passione che ho per la musica. Ho visto gli altri che suonavano questo strumento e mi sono appassionato. Sei riuscito a imparare facilmente? Sì. Chi è stato il tuo maestro? Come hai imparato? È stato il maestro Benedetto Saia a Rometta Centro.
mi ha fatto questa zampogna e ne sono fiero. Vedere i giovani che si avvicinano alla musica fa piacere. Ci sono anche i pensionati che si sono avvicinati alla musica. Lei suona tanti strumenti? No, io suono la bottiglia, il tamburo e la voce. Mi chiamo Salvatore Mentolia, sono di Barcellona, mi piace questo ambiente, questo presepio, questa musica specialmente, perché io mi sono avvicinato alla musica tempo del Covid. Non potendo uscire di casa, cosa facevo? Mi mettevo al computer e cominciavo a suonare. Piano piano mi sono, diciamo così, imparato, tra parentesi, questa musica, il tamburello e a cantare. E mi diletto così con degli amici al presepe. Anche fuori facciamo le serate, facciamo anche delle feste paesane con degli amici con gli strumenti giustamente adatti. Non resta altro che augurare a tutti buon 2026. Grazie altrettanto a tutti quanti voi, a Onde di Bui e a Bella Sicilia. Siete grandi, siete magnifici. Siete grandi. E anche tu suoni la fisarmonica? Sì, sono da quando avevo 10 anni, ho cominciato con il maestro Benevento con un po' di teoria e poi pratica, ma comunque uno strumento che per me resta una scoperta perché questo strumento ha molti anni, ai tempi più di 40 anni questa fisarmonica tramandata da mio nonno e questo ricordo infatti mi resta così indelebile, la passione per la musica mi continua ancora a suonarla. È difficile suonare la fisarmonica perché bisogna utilizzare entrambe le mani. È molto difficile all'inizio per la coordinazione di mani sulla parte tastiera e bassi. All'inizio è molto difficile, ma con tanto impegno e forza di volontà si può suonare tranquillamente. Secondo me è un grande strumento. Cosa ci farete ascoltare adesso? Una pizzicarella, una pizzicarella. Dino, qui ci troviamo all'interno di un antico palmento. Sì, un antico palmento che fino agli anni 70 veniva regolarmente utilizzato dagli abitanti del quartiere, perché qua era una zona ricca di vigneti, quindi questo era un palmento attivo dove a settembre, a ottobre veniva pigiata l'uva. Avete messo in vita questo luogo, vediamo appunto dentro il palmento ci sono uomini e donne che stanno pigiando l'uva. Sì, anticamente mi viene da ridere perché raccontato le donne nel palmento non potevano entrare perché dicevano gli antichi che il vino diventava aceto, però non lo so, era un detto che si diceva. E qua era, come dicevamo l'altro giorno, tutto abbandonato, però è tutto autentico. Abbiamo ripulito da erbacce, da spazzatura e abbiamo fatto rinascere questo luogo degno di tale importanza,
perché ormai anche nel barcellonese sono poche queste strutture rimaste all'impiedi, perché ormai la cementificazione sono stati tutti demoliti per costruzioni e vario di altro tipo. Proprio qua a Sant'Andrea c'erano tanti di questi palmenti che ormai forse è l'unico. Come funzionava? Si pigiava l'uva e poi cosa avveniva? Nella vasca veniva portata l'uva con delle cassette e tutta l'uva veniva messa nella vasca, e là gli uomini iniziavano a pigiare e poi il mosto iniziava a cadere nella tina, perché questa si chiama tina. Poi veniva lasciato riposare, così io so, forse anche una notte. L'indomani veniva trasportato veniva preso con le quattare o con il decalatro, ora lo faccio vedere, e veniva messo negli otri. Questi otri poi venivano trasportati o con dei carretti fino a casa, diciamo, dei proprietari di questo mosto, e poi veniva versato direttamente nelle botti, e dove dopo 2 mesi, 3 mesi si poteva assaporare il vino Novello. È bello rivedere questo luogo in vita. Sì, è bello per noi, ma anche bella la faccia delle persone, probabilmente si vede basta guardare le persone che ammirano questa scena, perché ormai anche le nostre generazioni di oggi sconosce questo tipo di mestiere. Vediamo tanta gente, resta meravigliata nel vedere questo luogo. Sì, vediamo lo stupore della gente, negli occhi si vede subito che sono molto contenti di vedere gli antichi mestieri che ormai sono stati persi qui nella nostra zona comunque. Però è bello far rivedere ai genitori che raccontano anche ai bambini, ai figli, quando passano da qui, come funzionava il procedimento della pigiatura. Quindi questa è anche una cosa bella, vedere i genitori che spiegano ai figli. All'interno avete anche ricreato l'ambiente dell'osteria. Sì, abbiamo ricreato l'osteria, visto che c'è anche un camino, quindi ci sono, come vediamo, dei giocatori di carte come facevano una volta all'interno dell'osteria. Ci sono gli osti, diciamo, l'oste che prepara il cibo e poi lo dà anche ai giocatori di carte. E poi anche in questo luogo vediamo la musica, il nostro folklore. Sì, è bello anche mantenere viva la scena, perché gli uomini che ballano all'interno della vasca è anche bello farlo a ritmo di musica, quindi danno più carica nel lavoro che stanno facendo. Signore, buonasera a tutti. Cosa offrite qui? Marmellata di mele. Riportiamo le tradizioni per farla assaggiare ai bambini soprattutto. Ma quanto è importante riscoprire queste tradizioni? Credo che sia una cosa fondamentale, soprattutto per questi bambini che crescono con altre abitudini e con altre necessità. Quindi si ritorna un pochino al passato. Si riscopre la semplicità dei tempi? Sì, la semplicità oggi forse è la cosa più importante. Cosa si prova oggi in questo giorno? Siamo molto emozionate. È bello far rivivere i tempi di una volta. Soprattutto. Cosa del passato dobbiamo custodire gelosamente? I valori. Cosa? I valori di una volta. I valori di una volta. Non ci sono più. Soprattutto i ragazzi. È importante che i valori siano scalfiti per il futuro e per sempre. Indubbiamente. San Giuseppe Benedetto
Guardate le cucine di una volta, con i frutti della terra, con le conserve e tutto ciò che serviva per trascorrere l'inverno con agio. Davvero un presepe che ci lascia senza parole. Per via dei molteplici dettagli, tutto riporta indietro nel tempo. Cosa auguriamo a tutte le persone che verranno qui? Una vita tranquilla. Siamo nella scuola. Anche nei tempi andati c'era la scuola dove la maestra impartiva delle lezioni che soprattutto erano lezioni di vita. Imparavano la matematica, la grammatica, ma soprattutto imparavano a diventare veri uomini e vere donne. Possiamo notare alcuni fogli antichi, da quella parte ci sono delle pagelle. Copia diploma di abilitazione all'insegnamento, anche qualche dettato dove veniva indicato il luogo, il quartiere Sant'Andrea, la data e quindi dettato 1967. Guardate, immaginate chi ha scritto tutto questo oggi adulto. Davvero tutto questo stupisce ed emoziona passo dopo passo. Imparavano l'alfabeto utilizzando queste immagini, la A di ape, la M di mela, la C di cane. E si cresceva creativi, nessuna intelligenza artificiale, tutto frutto del proprio ingegno e dell'ingegno che le maestre sapientemente inculcavano. Cosa ne pensate di quei tempi, delle scuole di un tempo? Raccontateci anche la vostra esperienza. Vedremo di leggere i vostri commenti. Nella foto troviamo la maestra che abitava proprio in questa casa ed era la maestra del quartiere. Era anche la zia del signor Duca, proprietario di questo immobile. E qui c'è la maestra con alcuni alunni. Davvero facciamo i complimenti per tutto questo. Anche qui nelle foto troviamo alcuni alunni di un tempo. La parola alla maestra, come stanno rispondendo gli alunni? Gli alunni sono bravissimi e noi facciamo rivivere quello che ci hanno raccontato tante persone, che ci hanno portato personalmente la testimonianza di essere stati gli alunni della maestra Duca, e molti si sono riconosciuti in queste foto ed è stato veramente un onore. È una grande emozione vedere la loro emozione nel riconoscersi in queste foto. Ci raccontano di questa maestra che con amore portava a casa i bimbi che rimanevano indietro nelle lezioni che lei faceva la mattina nella scuola di Sant'Andrea e gratuitamente faceva il doposcuola a questi alunni, a questi bambini, ed è bellissimo veramente vedere le cose originali, i suoi libri, il nome dei bambini su questi lavori che sono proprio originali degli anni 60. E quanti valori infiniti trapelano da tutto questo. E noi nel complimentarci con voi continuiamo il viaggio. Grazie. Complimenti. Ed il viaggio continua. Entrate con me in farmacia, seguitemi. Amici di Bella Sicilia Onda TV, entriamo in farmacia, buonasera. I rimedi di una volta, quali erano? Dottoressa, le erbe officinali, gli oli essenziali, e noi qua prepariamo qualche decotto proprio per il mandarino, chiodi di garofano. Qui stiamo preparando un pestato che poi faremo la tisana. Nella stanza di là c'è il posto per fare le tisane. Davvero efficaci per ogni patologia. Assolutamente sì. E senza controindicazioni. Questo no, sicuramente.
gente a bocca aperta nel visionare e nel rivivere il fascino di un tempo. Con il presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto, presepe Sant'Andrea, con tutti i momenti che stiamo veicolando e vivendo, che ci stanno davvero lasciando qualcosa dentro, di non indifferente. Nel caso di un raffreddore, come si ottemperava? E allora in questo caso abbiamo preparato una tisana proprio con il mandarino, i chiodi di garofano e l'anice. Sono tutti dei rimedi proprio per il raffreddore, per le vie respiratorie e anche digestive. Grazie dottoressa. A lei, buona serata. Cosa rappresenta per voi questa serata? Un'emozione bella. Quanto è importante far rivivere il fascino di una Sicilia antica? È molto importante, dato che cerchiamo di riprendere dei valori ormai un attimino perduti o dimenticati. Cerchiamo di mantenere viva questa bella tradizione. Padre, è importante far rivivere tutto questo, creare una consapevolezza eterna. Indubbiamente sono momenti importanti anche perché servono a fare stare insieme le persone dello stesso quartiere, della stessa comunità parrocchiale, perché l'intento è anche quello di creare ponti tra le diverse persone che abitano nello stesso quartiere. E noi usciamo dalla farmacia, complimenti, grazie di cuore, ed il viaggio continua, grazie. Siamo appena usciti dalla farmacia, adesso vi faccio vedere qualcosa di meraviglioso. Un pozzo che serviva per irrigare i terreni di questa masseria. È abbastanza profondo. Adesso vi farò vedere come si stirava una volta. È la notte di Natale, è la festa principale. Sono momenti che in pochissimi ricorderanno, davvero tanta nostalgia negli occhi di taluni, i quali rivivranno i momenti di una volta. Attenzione, attenzione, Quindi si metteva il carbone e dopo? e poi si chiudeva e si stirava. La piastra si riscaldava e si stirava. Ci voleva più forza, ci voleva tanta energia, vero? Sì, è vero. Cosa si prova in questi momenti, rivivendo gli attimi di un tempo? Molta emozione. C'era anche il rischio che partisse qualche scintilla e si bruciava il capo di abbigliamento che si stava stirando. Pure la cenere si sporcava. Il capo d'abbigliamento si doveva di nuovo lavare. E quindi si faticava molto di più. Ed è un viaggio che davvero sta lasciando tanto negli occhi di chi sta guardando tutto questo, perché sono momenti che non si rivedono più. In effetti sì, è un tuffo nel passato. Il Natale serve anche a questo. Cosa ne pensate del video appena visto? Lasciatelo scritto nei commenti, mentre noi continuiamo a regalarvi altri attimi straordinari al presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto. Buonasera. Sapone di una volta, sapone di casa, già confezionato.
abbiamo quello naturale oppure al matita panaranza. Perfetto. Cosa si prova in questa serata? Emozioni forti. Ci ricorda i tempi passati che sicuramente facevano i nostri genitori, i nostri nonni e così via, perché questa è una cosa che adesso non si usa più, però è una cosa tramandata dai nostri nonni, almeno. È bello tornare indietro e riscoprire le antiche... Io mi sento molto felice a parlare con le persone e a provare a vendere il sapone. Si prova sempre a far felici le persone e anche a far felici noi stessi, perché io sinceramente a stare qui, che è una mia passione, che giro il sapone, perché mi è stata trasmessa da un signore che c'era qua, che era molto simpatico e mi ha trasmesso questa passione. Ne prendiamo uno in mano, lo facciamo vedere? Qua ancora da asciugare. Fatto fresco. Completamente naturale, senza conservanti. Sì. Complimenti. Grazie mille, grazie. Grazie a voi. Grazie, auguri. Arrivederci. Arrivederci. Saluti. Saluti. Cosa stiamo preparando? Principe di Signora, è velocissima! Ma cosa sta facendo? Sto facendo speech. Sto vincendo, poi loro Ma quanto sono buone? Vero? Noi facciamo di tutto per farli buoni, no? Poi Quale invito facciamo? Invitiamo a tutti? invitiamo a tutti, pure quanto ce ne sono, quanto ne sono sono già dalle 3 che sono qua che diciamo. Ma quanto è bella una serata del genere, quanto è bella? Bellissimo, non guardiamo, io con la mia età però lo faccio con tutto il cuore, veramente, per fare contenta la gente. Sono da stamattina dalle 5 che impasto per preparare tutto. Come si preparano? Con quali ingredienti?
dipende da quello che si vuole mettere. Normalmente noi ci mettiamo ci metto un po' di zucchero, sale, acqua, lievito, e però devono lavorare tantissimo, poi devono lievitare almeno 4-5 ore e la spugna è un pochino fastidiosa, però è bella, guarda. Complimenti signora! Ha visto quanto persone? Infatti tantissime! Complimenti! Ed incontriamo i falegnami, buonasera! Parlateci di questo antico mestiere. È un vecchio mestiere che va a perdersi ormai, che l'artigiano non lo fa più nessuno. E qui mi trovo in mezzo a dei falegnami, non solo oggi all'interno del presepe vivente, ma possiamo dire anche nella vita di tutti i giorni. Nella vita di tutti i giorni facciamo i falegnami. Oggi cosa state preparando? Delle piccole cassettine, portaoggetti, porta frutta secca, queste cose per le persone, e facciamo qualcosa per passare il tempo. Lei è un falegname da quanti anni? Da 60 anni. Caspita, da una vita? Da una vita, da piccolino diciamo. Quando ha iniziato e da chi ha imparato? Io ho imparato da Miano Concetto. Andava quindi nella bottega a vedere... Quanti anni aveva? Io avevo 7 anni. Quindi anziché giocare andava a imparare? A lavorare. E a imparare il mestiere, non a lavorare in sostanza. Ora sono qua, sono soddisfatto di quello che ho avuto, che ho fatto, tutto. A che età è diventato falegname a tutti gli effetti? Avevo 16-17 anni. Andavo a scuola e poi l'altra mezza giornata andavo a insegnare il mestiere. E oggi ricorda quei momenti con nostalgia? Sì, perché di più mi sono divertito andando, mio padre mi ha insegnato di andare a lavorare, a fare tante cose e sono soddisfatto oggi. E qui troviamo anche gli oggetti antichi che si utilizzavano in falegnameria una volta. Gli oggetti antichi di una volta, di falegnami di una volta. Dalla pialla che si faceva a mano al secacci, tutti di una volta. Tutti i lavori che la maggior parte ormai non li sa usare più nessuno. Anche lei ha iniziato da giovanissimo? Io pure, a 8 anni ho iniziato a fare il falegname. Ne ho 52 quasi e faccio il falegname. Mi piace e continuerò a farlo. Da quanti anni prende parte al presepe vivente? 5 anni. È bello far vedere questo mestiere antico che rappresenta per la sua vita agli altri, perché c'è tanta curiosità. Sì, è un mestiere che è tanto curioso e poi bello per fare vedere ai bambini quello che facciamo. Si riesce a fare di tutto con il legno? Sì, con legno si riesce a fare tutto, basta che uno gli piace e la passione che c'ha. Ai giovani cosa diciamo? Quale messaggio lanciamo, ecco, a chi ci ascolta? Io lancio il messaggio di imparare questi mestieri che stanno andando a perdere in sostanza, sia il falegname sia altri mestieri, come qualsiasi mestiere sta andando a perdere. Di più il falegname, questi ragazzi non vogliono più lavorare. Qui però troviamo, come ti chiami? Davide. Davide, quanti anni hai? 17. Tu sei giovanissimo e vuoi imparare a fare qualcosa di bello? Lo faccio più che altro per piacere, così, per passare il tempo, però mi piace, dai. Oggi sei stato qui all'interno del presepe vivente, in questo bellissimo luogo. Cosa si prova? È bello perché la gente viene, ti vede che lavori, quindi è anche, ti rende un po' onorevole. È la prima volta che partecipi? No, lo faccio già da 4 anni, però mi piace. Ed i giochi di un tempo che pochi ricorderanno. Nessun videogames, nessun cellulare, nessun computer. I giochi di una volta. Allora, bambini,
Vi piace questo gioco? Sì! È più bello giocare qui o giocare dentro a casa? Qui è più bello? E i giochi di Navota continuano. La divertentissima Altalena. Cosa ne pensate dei giochi di una volta? Lasciatelo scritto nei commenti. Sto arrivando io. Stavo mettendo il ferro a fuoco, quando sarà caldo sarà battuto, perché il ferro si batte sempre quando è caldo. Posso far vedere qualcosa già realizzato? No. Un tempo si facevano i liquori tutto a mano, si lavorava così. Una volta si lavorava con il fuoco, si forgiava il ferro, si facevano i cassetti, dei cancelli, le famose serrature di un tempo. Aspettate, devo comprare un attimo, devo vedere. Sempre fatto a caldo. Questi sono i famosi lavori di un tempo. Questo serviva solamente per tenere il cassetto di una porta, di un cancelletto e tutto così. È veramente un ottimo motivo oggi per esserci tutti quanti insieme, per scoprire soprattutto questa attività, per scoprire questo evento, che è un evento natalizio che ci porta tutti a stare insieme e nello stesso tempo vedere tutti i mestieri che noi produciamo. Ognuno di noi fa la sua parte. Forse il ferro è caldo, forse. Qui stiamo realizzando una rosa che verrebbe schittata per un cancello, però bisogna metterla ancora qua.
si usa una rosa, si gira e si fanno i cancelli, si realizza tutto ciò che viene poi montato in cancelli e qualcosa. E qui troviamo il fabbro. Esatto, io sono Romeo, sono il fabbro di questa comunità, di questa famosa e bellissima comunità, dove mi trovo bene e soprattutto cerco di far trovare bene anche a chi viene ospitato da noi, comprese anche le persone che entrano a farci visita. Come stasera già abbiamo un bel evento, penso io abbiamo superato un bel numero, soddisfatti tutti del nostro lavoro, del nostro impegno, di quello che facciamo. Vediamo che qui troviamo tanti oggetti, ad iniziare dalle serrature, delle chiavi. Ecco, una volta uscivano tutti dalla forgia. Esatto, uscivano dalla forgia a mano, col carbone, e si lavorava il ferro, di cui quando noi sentiamo parlare il ferro si batte quando è caldo, perché significa proprio questo, gira, prende la forma come ti piace a te, qualsiasi cosa vuoi fare, la formi, la forgi. Lei ha iniziato da piccolo, ha imparato il mestiere? Sì, fino a 18 anni, poi mi sono arruolato e di cui ho lasciato quest'arte, però me la riporto sempre ogni anno, grazie a loro, grazie a tutti, io qui con la mia piccola botteghina che riprendo qualcosina. Quindi a 8 anni andava a capire come funzionava il mestiere? A 8 anni già lavoravo con mio fratello maggiore, e per cui ecco, se adesso riesco a fare qualcosa anch'io, perché mi ricordo che ho lavorato da bambino. È una bella cosa, adesso tutto questo non esiste più, sono pochissimi quelli che lavorano con la forgia, che fanno dei lavori soprattutto manuali, perché ormai va l'industria, però le dico che è molto ricercato, perché anche si vedono i lavori quando poi tu guardi le strade, vedi i cancelli, vedi quei famosi, allora tu che hai un occhio che capisce un pochino di più degli altri, riesci a capire se è fatto a mano o meno. Non è artigianale, cioè non è industrializzato, ma bensì è artigianale, fatto con la forgia, come si faceva un tempo. Qui riviviamo un antico mestiere, quale? Il spiritario. In che cosa consiste questo mestiere? Consiste a estrarre l'essenza della buccia d'arancio. Quindi si tira fuori l'alcol? L'alcol, essenza, alcol. Come si fa? Ecco, vediamo, si inizia da lì. Si inizia da lì a tagliare le arance in due, poi si cavano col rastello, poi si mettono nell'acqua con la calce, si vanno a asciugare e poi la sera, la notte andavano gli uomini e facevano, tiravano l'essenza della. Come si tira fuori l'essenza? Ecco. Qua. E niente, cosa si spreme sulla buccia, sulla spugna e qua vedi, un pochettino va uscendo, cola. Poi si spremono le spugne e si mette e si soffia lo spirito che c'è qua dentro. Questo era un mestiere che si svolgeva anche in questo luogo, in questa zona? Sì, anche qua, dietro qua si svolgeva, c'era una bottega dove lavoravano queste arance. C'erano dei compiti ben precisi per gli uomini e le donne? Le donne cavavano e i maschi la sera levavano l'assenza. Si lavorava anche di notte? Sì, di notte, maggiormente di notte. Dalle 10 a quando finivano. Ma perché si lavorava di notte? Perché di giorno facevano altre mansioni gli uomini. Quindi non ci si fermava mai? Era un lavoro che purtroppo cominciava la mattina e poi finiva la notte, il mattino dopo. E oggi lo vediamo qui, in questo bellissimo presepe vivente. Lei da quanti anni partecipa? Abbastanza. Eravamo là sopra. È bello vedere tante persone che vengono qui e guardano. È bello, certo. Vogliono sapere, anzi prima dicevano mio padre faceva così, ora mi dicono mio nonno faceva questo mestiere. Purtroppo i padri. Lei l'ha fatto realmente qualche volta oppure ha solo guardato, solo visto? Di ragazzo mio padre mi insegnava a fare qualcosa, lo faceva mio padre, infatti questo è di mio padre. Questa conculina si chiama. Le spugne queste le abbiamo fatte nuove perché gli altri non erano buoni più. Ma cos'ha in mano?
e i fettini di pane con la ricotta, perché i spinci sono finiti, allora ci diamo da fare a preparare tutto quello che abbiamo. Eppure ne ha preparati tantissimi spinci. Sì, ne abbiamo fritti forse più di 200 kg di spinci. Sono andati a ruba, sono finiti. A ruba, si sono mangiati pure a noi oggi. Come si preparano? La ricotta, si inizia intanto dall'impasto. Ecco, L'impasto si prepara, l'impasto, acqua, un po' di zucchero, diciamo quello che ci vogliamo mettere, lievito di birra, semplice così. Poi si mettono a lievitare, si impastano moltissimo, si fanno molto morbidi, poi si mettono 3-4 ore, 5 ore a lievitare e poi si preparano i pentoli. Bisogna friggerli. Certo, bisogna friggerli, è una cosa molto delicata. Ho visto che lei è velocissima nel prendere l'impasto. Beh, io sono felice a tutta sono felice. Quando ha iniziato lei in cucina a occuparsi? In cucina da quando io ero piccolina, 7-8 anni, che mia mamma li faceva sempre. Noi siamo cresciuti in campagna, perciò queste cose li facevano i nostri nonni, i nostri genitori, una cosa che ci abbiamo trasmesso. E poi quando facciamo queste bellissime giornate a presepe ci organizziamo e facciamo di tutto. Avete preparato tantissime cose, anche il pane fritto nel vino. Sì, pane fritto, insomma un po' di pane con la ricotta, spinci. E ci saranno tante specialità anche nelle prossime giornate. Sì, ci alterniamo, un giorno facciamo una cosa, un giorno un'altra, pasta fritta, di quello che possiamo. Non vogliamo lasciare scontenti le persone, perciò facciamo di tutto. Quindi le persone vengono qui, visitano il presepe e mangiano anche. Più che altro vengono, guardano e mangiano di più. Tanta fatica, ma lei è instancabile, è sempre con il sorriso. Bellissimo, lo faccio con molto piacere. Qua c'è Nino che sa la vita che faccio. Quanti anni partecipa al presepe vivente? Ma da quando è iniziato? Quanti anni sono, Nino? Dal 2019. Da quando siamo qua tutti gli anni. Nino, questa è l'11ª edizione. Sì, perché noi inizialmente il presepe l'abbiamo iniziato nella parte alta della parrocchia, poi nel 2019 ci siamo trasferiti in questa bellissima masseria e questo già è il 6º anno, però poi ci sono stati 2 anni di Covid, quindi mi sembra il quinto anno in questa masseria. Un presepe vivente che sta riscuotendo grande consenso, vediamo che arrivano da tantissime località di tutta la provincia ma anche oltre e possiamo già dare qualche numero perché la giornata di Natale, la giornata di Santo Stefano ha fatto già registrare migliaia e migliaia di visitatori. Già mi sembra intorno a 5.500 fra ieri e oggi. Siete soddisfatti? Moltissimo, moltissimo. Questa è la cosa bella. Dimostriamo la scena principale del nostro presepe. Entriamo allora. Padre Pietro, questo è un presepe in stile siciliano. Qui vediamo la Madonna sul carretto siciliano. Sì, la Madonna sul carretto siciliano, anche San Giuseppe con abiti tipici siciliani. È vero che ha la coppola. E vorrei commentare questa scena che è il cuore, diciamo, di tutto il presepe vivente con le parole del Vangelo che abbiamo ascoltato nella messa della notte di Natale. Maria dà alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolge in fasce e lo depone in una mangiatoia. E qui avete riprodotto un po' tutto. Sì, abbiamo cercato di utilizzare, valorizzare questa stalla, ci sono anche gli animali, c'è l'asinello, da quella parte c'è il bue
e abbiamo cercato di riprodurre il luogo dove 2000 anni fa il bambino Gesù è nato. E qui abbiamo un bambino Gesù reale. Sì, un bambino vero che fa la parte di Gesù bambino. Si chiama Marcello. Un ringraziamento ai familiari di Marcello che hanno messo a disposizione questo bimbo per fare la parte del bambino Gesù. E qui conosciamo Giuseppe e Maria. Intanto il tuo nome reale qual è? Mi chiamo Jessica. È la prima volta che porti avanti questo ruolo? Sì, è la prima volta. Cosa si prova? Un pochino di emozione, ovviamente. Pure anche la prima volta che tengo questo bambino qui. Come si chiama il bambino? Marcello. E qui abbiamo Giuseppe. Per lei intanto il suo nome? Io sono Giovanni. È la prima volta che partecipa al Presepe Vivente? Come Giuseppe sì, ma sono in alcune... Stavo prima a fare il sapone. Da tanti anni? Un po' in giro, quello che c'è da fare si fa a disposizione della comunità. Qui non manca nulla, c'è anche l'asinello. Sì, anche. C'è anche il bue. L'invito è quello di venire a visitare questo luogo, quindi vi ritroveremo anche nei prossimi giorni. Non resta che augurare a tutti un buon inizio di anno. Sì. Un bambino che ha regalato delle emozioni indescrivibili. Sì. Cosa si prova a vivere tutto questo? Un'emozione che non si può spiegare. Del bambinello? Il padre del bambinello, davvero un'emozione infinita. Un'emozione grandissima che non ci aspettavamo e il bambino si sta comportando in maniera incredibile. Sembra che lo spirito del Natale lo abbia capito appieno fin dal principio. Nino, qui ci troviamo nella parte finale del presepe. Sì, qua siamo nella parte finale dove le persone uscendo possono tranquillamente acquistare un biglietto, perché come dicevamo prima il presepe non è sovvenzionato da nessuno tranne qualche paio di sponsor e poi soprattutto dalla generosità delle persone acquistando un semplice biglietto. Un biglietto che poi potrà permettere di vincere anche qualche premio. Sì, tanti sono i premi, infatti sono dei premi, una decina di premi, che l'estrazione sarà il 7 gennaio sulla ruota, quindi liberamente tutti possono vedere chi ha vinto. È un modo per sostenere il vostro progetto. Sicuramente le uniche entrate sono queste, quindi chi vuole, non è obbligatorio il biglietto d'uscita, però chi se la sente, se il presepe è piaciuto, spero che magari qualcuno lo compri per sostenere appunto tutte le spese che abbiamo in questo presepe. Soprattutto significa poter fare meglio anche in futuro. Certo, già uno può prospettare l'anno prossimo di fare ancora meglio, di migliorarci. Avete tante ambizioni. Sì, le ambizioni sono tante, certo un pochettino intanto ci scoraggiamo perché le forze non sono sempre disponibili, però guardiamo avanti, guardiamo ottimisti. Siamo anche ottimisti perché vogliamo sempre migliorare, quindi speriamo sempre nel buon cuore della gente che viene a sostenere il presepe con queste entrate, diciamo. Questa è l'11ª edizione, nel corso degli anni il presepe è cresciuto parecchio. Sì, molto, è nata in una piccola realtà, eravamo in un piccolo cortile della parrocchia nella chiesa vecchia di Sant'Andrea con 40 figuranti e 7 capanne nel 2012. Dopo da lì l'anno successivo ci è piaciuto, siamo stati incoraggiati anche dagli adulti perché eravamo solo i giovani della parrocchia a realizzare quel presepe e quindi ci siamo spostati in un piccolo borgo di Sant'Andrea. Qualche anno l'abbiamo fatto lì e poi nel 2019 ci siamo trasferiti qui nella masseria che è molto più grande. È il luogo ideale per un'iniziativa del genere? Sì, è un luogo ideale perché forse in provincia di Messina è l'unico ad avere questo parcheggio a disposizione.